Questa è la Serie B-Win. Piovia di rotto a Crotone per questa 23esima giornata del campionato di Serie B-Win, con il Crotone che cerca di tendere l'agguato a un Sassuolo primo in classifica, ma con una formazione largamente rimaneggiata, priva di parecchi attaccanti. Manca tra gli altri Boachier, che è in Sudafrica per giocare l'edizione della Coppa d'Africa 2013 con il suo Ghana. Palla in area tra le pozzanghere, si cerca di conquistare il pallone. Eramo va a cercare la conclusione, palla che termina alta, non altissima, sulla porta difesa da Pomini. Ancora un pallone in area, ai limiti dell'area, l'appoggio per Vintò in area, il tiro, para Pomini e poi Eramo non riesce a concludere. Sempre aggressivo il Crotone, la palla sulla destra, il traversone di Del Prete, De Giorgio, gol! Il vantaggio del Crotone al 12°, gol del vantaggio dei calabresi tra le pozzanghere, spunta il cross preciso di Del Prete, preciso sul secondo palo anche il colpo di testa di De Giorgio. Dalla rimessa laterale, palla lunghissima, Matute in appoggio, Eramo, ed è 2-0 per il Crotone. Tutto facile per Eramo. Intelligentissimo il movimento di Matute, che va a raccogliere un lungo cross dalla sinistra e appoggia sul piede del compagno, che spiazza ancora una volta Pomini. Sassuolo finalmente in avanti, attenzione, la palla in area ed è gol! Si riapre la partita con Missiroli, che ha insaccato di precisione. Palla lunga in area di rigore, il tocco di Masucci che smarca Missiroli, che insacca di giustezza nella porta avversaria. Inizia il secondo tempo, campo sempre pesantissimo. La buona penetrazione dalla sinistra di Di Giorgio, buona efficace la giocata di Di Giorgio. Ciano va a cercare la conclusione, palla sul fondo, bella combinazione tra De Giorgio che si infila perentoriamente in area e Ciano che cerca la girata, fuori di poco. Sassuolo che si ripropone in avanti dal calcio di punizione, lunga la parabola, Masucci prima di testa e poi col destro cerca di agganciare, ma la palla scappa via. Ancora il Sassuolo in avanti, adesso è insistente l'azione degli emiliani, la palla fuori, attenzione, buona la penetrazione, ottima la conclusione di Manganelli col tiro respinto dal portiere del Crotone, gran tiro di Manganelli. Mezz'ora del secondo tempo, ormai è il Sassuolo che fa la partita, il Crotone subisce, Missiroli, altra palla in mezzo, altra mischia in area. Sempre il Sassuolo in avanti in questa fase finale, Gazzola carica il destro, gran tiro, grandissima la risposta da parte di Caglioni che mette in calcio d'angolo, grande intervento. Crotone che si rifà vedere in avanti, il calcio di punizione di De Giorgio, la palla sfiorata di testa da Eramo. Finisce in 10 uomini il Crotone con l'espulsione per somma di ammonizioni di Galardo. Emiliani in avanti in superiorità numerica, all'affondo dalla sinistra, ancora una volta con Missiroli per Troiano, grande occasione e palla ancora una volta fuori bersaglio. Ultimo assalto, e tenta tutto il Sassuolo, Masucci, la palla in area, il fischio del direttore di gara che interrompe la partita proprio nel momento in cui Masucci fa il gol del pareggio. Il Crotone porta a casa una vittoria importante.